Poi i due sommozzatori, Paolucci e Rossetti, che beccheranno la medaglia d'oro tutti e due per questo ovviamente, escono fuori, gli austriaci li vedono, li catturano e dopodiché, poche ore dopo, la Viribus Unitis salta e affonda con gran parte del suo equipaggio e con il suo comandante. 31 ottobre. Peccato che il 29 ottobre era stata proclamata l'indipendenza della Jugoslavia e il 30 ottobre l'imperatore Carlo aveva regalato la sua flotta alla Jugoslavia. Quindi il 31 ottobre, poche ore prima che Paolucci e Rossetti arrivassero nel porto di Pola a minare la corazzata, a bordo della corazzata Viribus Unitis, il nome è un vecchio slogan dell'impero austriaco, no? Vuol dire a forze unite, e piaceva anche agli jugoslavi evidentemente. A bordo della Viribus Unitis, l'ammiraglio Horthy, comandante in capo della marina austriaca, aveva solennemente consegnato la corazzata ai rappresentanti jugoslavi. La